Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Agguato nelle campagne di Partinico, ucciso a colpi di arma da fuoco alla testa un allevatore di 73 anni. Ragazzo accoltellato a Capaci durante lo scontro tra due bande. Per gli investigatori è stato un regolamento di conti voluto dal gruppo del quartiere Marinella. E mistero ad Aci Platani, nel Catanese, dove un'anziana è stata trovata in casa ferita a terra. C'è un nuovo scandalo a Palermo, anche l'acqua pubblica è gestita dai boss di quartiere. Un danno da 5 milioni di euro dell'acquedotto per l'acqua erogata che nessuno paga. In Sicilia 20 comuni sono plastic free, si distinguono nella tutela dell'ambiente e nella lotta all'inquinamento da plastica e sono stati premiati. Suolo pubblico più caro a Catania, a gennaio è scattato l'aumento del 15,8% della tassa, una tegola per commercianti, ristoratori ed operatori dei mercati. Fondi europei, presentato in Confindustria il bando STEP, 315 milioni per sostenere lo sviluppo tecnologico delle imprese. Calcio a Trabutta, tegola per il Catania, l'infortunio a Matteo Di Gennaro si è rivelato più grave del previsto e il club è costretto a cercare sul mercato un altro difensore. Bentrovati, in apertura l'omicidio avvenuto nelle campagne di Partinico, vittima è un uomo di 73 anni ucciso con 3 colpi di arma da fuoco alla testa. La vittima si chiama Vito La Puma ed era un allevatore. Sentiamo Marco Gullà. Ucciso nelle campagne di Partinico, un uomo di 73 anni, Vito La Puma, di Borgetto, è stato assassinato tra Partinico e Borgo Parrini con colpi di arma da fuoco. La Puma, che faceva l'allevatore di bestiame, è stato freddato nella tarda mattinata di oggi, ucciso da 2 colpi, uno alla testa e uno alla mandibola. Sul delitto indaga la polizia, la sezione omicidi della squadra mobile. La vittima ha piccoli precedenti, nel suo passato c'è un episodio noto alle cronache risalente al 2015, quando fu arrestato per furto aggravato. La Puma era stato sorpreso dai carabinieri all'interno di un fondo rustico di Borgetto mentre stava rubando alcune pedane da ponteggio in ferro. Le aveva sottratte al proprietario del terreno dove portava le pecore a pascolare. Gli agenti stanno scavando nel passato della vittima e stanno ascoltando i familiari di La Puma straziati per la perdita del loro caro. Ancora ignoto il movente e soprattutto chi ha sparato, anche perché nella zona dove è stato ritrovato il corpo senza vita di La Puma è aperta campagna e non ci sono telecamere. La polizia e la procura di Messina ha riaperto a 28 anni di distanza dal delitto l'inchiesta sull'omicidio del professore Matteo Bottari di 49 anni, ucciso la sera del 15 gennaio del 1998 nella città dello Stretto. Altri approfondimenti su questa notizia nelle prossime edizioni di Sicilia 24. La polizia ha arrestato 3 persone per una tentata rapina a un ufficio postale a Gradina di Catania. 2 di loro sono stati bloccati da agenti della squadra mobile della questura dopo che erano riusciti a rubare durante la fase di ricarica della cassaforte e il bancomat 150.000 euro. Uno di loro era in possesso di una pistola a salve. Il terzo complice è stato catturato alla guida di un'auto che era stata noleggiata per compiere la rapina. Ancora violenza a Palermo, un ragazzo accoltellato a Capaci per un regolamento di conti di un gruppo del quartiere Marinella. Sull'episodio indagano i carabinieri, al setaccio le immagini della videosorveglianza per dare un volto ai partecipanti della rissa. Marco Gullà. Ancora violenza, ancora una rissa che sfocia nel sangue. Siamo a Capaci, in provincia di Palermo. Un giovane di 19 anni è stato accoltellato al termine di una lite. Alla base potrebbe esserci un regolamento di conti tra un gruppo di ragazzi del quartiere Marinella a Palermo e alcuni giovani di Capaci. Uno scontro a più riprese. Il ragazzo ferito sarebbe stato coinvolto in una prima aggressione avvenuta nelle ore precedenti proprio alla Marinella, quartiere di provenienza del gruppo rivale. I giovani palermitani si sarebbero organizzati e sarebbero partiti alla ricerca del 19enne, tendendogli poi un agguato a Capaci. Durante il secondo confronto sarebbe appunto spuntato un coltello con il quale è stato ferito il 19enne. Ho sentito dire che tutto è iniziato in piazzetta Padre Pio. Poi da là sono venuti qua, è scappato forse il ragazzo, non lo so, sono venuti qua e si sono litigati. Però poi non ho sentito più niente. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica e dare un volto ai partecipanti della rissa. Indagini in corso anche sul movente.
I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, con la collaborazione della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, hanno sequestrato 4 kg di hashish e arrestato il corriere che li trasportava durante un controllo agli imbarcaderi. Il valore della droga sequestrata è stimato in circa 40.000 euro. L'indagato, dopo l'arresto, è stato condotto nella casa circondariale di Gazzi. Adesso vi raccontiamo la storia di una donna che è stata trovata a terra in casa ad Aci Platani. Potrebbe trattarsi di malore, lo dicono fonti investigativi. Dopo i riscontri nell'appartamento, il fatto aveva creato scalpore nella cittadina per la paura che si fosse trattato di una rapina violenta. Orazio Longo. Non sono stati riscontrati segni di effrazione e di presenza di persone in casa e non mancherebbe nulla dall'abitazione. Questi sono i rilievi che le forze dell'ordine hanno potuto appurare nel caso dell'anziana trovata a terra in questo appartamento ad Aci Platani, nella Cese. Fatto che aveva allarmato l'intera comunità. Nulla è ancora escluso, le indagini sono ancora in corso, ma potrebbe non trattarsi di un'aggressione criminale e di un conseguente tentativo di rapina violenta, come paventato all'inizio, bensì di un incidente domestico. La donna, 87enne, è stata ritrovata a terra dolorante e ferita dalla sorella. Aveva la chiave di mosoro, perché c'è tutto si sconda la chiave. Se siamo noi, siamo solo, come oggi, mio figlio mi rileva, ma pigliare la chiave, se non era ancora, ancora erano di 9. Noi la troviamo ancora perché sempre siamo in contatto. Se uno c'è tutto non telefonava, ma uno doveva sapere che era andata. Ma è stata, ne parlava molto, aspetta. Quindi la signora sembrava morta? Sì, perché c'era tutto muso. Io, certo, quando avevo magari del freddo non lo so che cos'era. E poi tutte Maria Finocchiaro è stata trasportata all'ospedale Santa Marta e Santa Venera, dove è stata ricoverata. Non ha potuto spiegare quello che le è successo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Acireale, i carabinieri e la polizia scientifica, che si sono avvalsi anche delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire gli eventi. A Palermo anche l'acqua pubblica è nelle mani dei boss di quartiere, acqua che viene erogata ma che nessuno poi paga. Manlio Viola. Lo hanno già chiamato rubinetto selvaggio, è il nuovo scandalo che si scopre allo Zen di Palermo dopo una serie di verifiche sulla situazione del quartiere più difficile della città. C'è una mafia dell'acqua, così come una mafia delle occupazioni abusive. Da anni ormai i condomini di molte palazzine dei Casermoni dello Zen 2 non pagano le forniture idriche. Per l'acquedotto di Palermo un danno da 5 milioni di euro di mancati incassi, ma nonostante le forniture siano state interrotte in molti di quei Casermoni, in rete l'AMAP continua a immettere 1,5 milioni di metri cubi l'anno che vengono consumati, ma nessuno li paga. Sigilli forzati, contatori resi inaccessibili da armadi blindati o da sentinelle, e in tanti l'acqua sono costretti a pagarla, sì, ma agli emissari del piccolo boss dell'isola che gestisce quei contatori illegittimamente. Una situazione che fa il paio con il collocamento immobiliare di Cosa Nostra. Ogni immobile che resta vuoto per decesso dell'assegnatario o anche dell'occupante abusivo o in taluni casi per assenza provvisoria viene forzato e riassegnato a qualcun altro, non secondo una graduatoria legittima ma in base alle indicazioni di Cosa Nostra. Ripristinare la legalità dopo anni di abbandono non è cosa facile. La mafia dell'acqua agisce non solo allo Zen ma quasi in tutte le strutture di case popolari in giro per la città. A Bonagia, a Ballarò, al Borgo Vecchio il comune è già intervenuto. Interi stabili sono stati disconnessi dalla rete e poi sono state attivate nuove forniture ad personam. Ora si guarda allo Zen, ma per cacciare gli abusivi e ripristinare le forniture legittime si rischia di dover intervenire con le forze dell'ordine in una situazione complessa. A Siracusa, dopo gli ultimi episodi di intimidazioni nei confronti di alcuni imprenditori ma anche di furti con scasso, si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il prefetto ai nostri microfoni dice: lo Stato c'è. Francesco Aloi. Lo Stato c'è, ma lo Stato siamo tutti noi, sono anche i cittadini. Noi faremo la nostra parte. La criminalità prova ad alzare la testa, ma lo Stato c'è e risponde presente. Gli ultimi 2 colpi ai bancomat di Palazzolo Acreide e Buccheri nel Siracusano non sono passati inosservati. Controlli rafforzati anche durante la notte. È la decisione emersa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo Stato c'è, noi abbiamo confermato questa presenza, ci saranno dei servizi strategici di controllo del territorio, il dato
appunto indicazione al questore, ho dato delle direttive. Nel bancomat di Palazzolo c'erano 90.000 euro, 74.000 in quello di Buccheri, tutto portato via in pochi minuti. E proprio qui la banca potrebbe non riattivare lo sportello, l'unico nel borgo. Mi vorrei accertare che questo non avvenga e quantomeno si ripristini un servizio che per noi è di fondamentale importanza. Comunque esclusa l'ipotesi delle ronde notturne dei residenti. Al di là della segnalazione che ovviamente dovrebbe essere fatta da chiunque vede delle anomalie nel territorio, ma non si parla assolutamente di ronde. Ci è stato suggerito, ed è quello che noi intendiamo fare, di sensibilizzare di più la comunità. Ma l'allarme sicurezza è anche a Siracusa città. Nelle ultime settimane diverse le intimidazioni ai commercianti. Stiamo avviando dei lavori anche con le associazioni anti-racket, anti-usura, e a breve faremo degli incontri. Tra l'altro la videosorveglianza c'è e ci sta dando una mano d'aiuto. Torniamo a parlarvi del caso del bambino picchiato con il cucchiaio di legno a Catania. Mentre scatta il divieto per i genitori di avvicinarsi al ragazzino, il Comune avvia sanzioni disciplinari per chi ha ignorato le precedenti segnalazioni. Emanuela Corsi. Se ci sono state delle lentezze da parte degli organi, verranno presi i provvedimenti disciplinari. Non ammette errori, l'assessore Serena Spoto, decisa ad andare avanti sul perché il caso del bambino di 11 anni picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno non è stato attenzionato dai servizi sociali, nonostante le segnalazioni della Procura per i minorenni. L'unica segnalazione è stata effettuata a giugno da parte della Procura, a giugno del 2025, con un sollecito di settembre 2025. Prima di quella data non vi era stata nessuna segnalazione da parte della Procura ai servizi sociali. Stamattina ho già attivato un tavolo tecnico proprio perché questi disservizi, non si possono assolutamente verificare. Già nei giorni scorsi, dopo lo scoppio del caso mediatico, l'assessore aveva annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico. Fondamentalmente stiamo cercando di comprendere quali sono le criticità all'interno dei nostri uffici, in modo tale da poter essere sempre più celeri, cercando di ridurre al minimo la burocrazia e per poter essere sicuramente più efficienti. Intanto il quadro che emerge dalla Procura etnea è sempre più drammatico, una storia di ripetuti abusi e umiliazioni nei confronti del piccolo e delle sue sorelline di 8, 7 e 4 anni. Dalle testimonianze dei prossimi congiunti, ha spiegato in una nota il procuratore Curcio, è emerso un quadro indiziario di sistematica sottoposizione del minore a maltrattamenti da parte di entrambi i genitori, che hanno provocato sul corpo in più circostanze lividi e segni di violenza. Sempre dalle indagini è emerso che il patrigno, per banali monellerie come essere salito su un banco di scuola o avere fatto piangere una delle sorelline, avrebbe picchiato la piccola vittima e l'avrebbe rinchiusa a chiave in uno sgabuzzino. Intanto gli agenti della squadra mobile di Catania hanno eseguito il divieto di avvicinamento disposto dal GIP nei confronti dei genitori dell'11enne, indagati per maltrattamenti aggravati in concorso. In Sicilia 20 comuni sono stati selezionati per il riconoscimento Plastic Free del 2026. Sentiamo Francesco Triolo. 20 comuni siciliani sono plastic free. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Onlus, che da 5 anni seleziona e premia le località e le amministrazioni locali che si distinguono nella tutela dell'ambiente e nella lotta all'inquinamento da plastica. Favara, Licata, Ravanusa in provincia di Agrigento, Caltanissetta, Belpasso, Caltagirone, Camporotondo e Teneo in provincia di Catania, Enna, Casalvecchio Siculo, Furcisiculo, Mandanici, Roccalumera, Santa Teresa di Riva nel Messinese, Altavilla Milicia, Cefalù a Palermo, Modica, Ragusa e Scicli nel Ragusano, Avola in provincia di Siracusa e Mazzara del Valle in quella di Trapani. Ecco i nomi dei comuni premiati, tra questi Furcisiculo che bissa il riconoscimento dello scorso anno. È un traguardo che in realtà ci deve stimolare ancora di più per cercare di salvaguardare il nostro ambiente. Salvaguardare l'ambiente significa appunto puntare sul decoro urbano, significa responsabilità e significa quindi incrementare l'economia di una comunità e quindi anche il turismo. Andiamo avanti in questa direzione con la Sicilia, con gli altri comuni plastic free, per cercare di migliorare sempre di più i servizi e quindi l'efficienza territoriale e anche ambientale del nostro comune e dell'intera isola. I comuni hanno superato una valutazione in base a 20 parametri, tra cui la riduzione della plastica monouso, le campagne di sensibilizzazione ambientale, il contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti, la presenza di ordinanze e regolamenti virtuosi, l'attivazione di smoking area e le casette dell'acqua.
Nuovi rincari a Catania. Dal 1 gennaio è scattato l'aumento della tassa del suolo pubblico del 15,8%. Tonino De Mana. Nuovo anno, nuovi rincari e a Catania arriva anche l'aumento della tassa sul suolo pubblico che di certo non fa fare salti di gioia a commercianti, ristoratori ed operatori dei mercati rionali. Dal 1 gennaio variazione percentuale del 15,8%, ovviamente a rialzo, e prime reazioni al mercato di Picanello dove l'umore non è dei migliori. I servizi sono sempre peggiori, aumentano le cose ma servizi non ne abbiamo assolutamente. Ha portato un aumento che apparentemente è di 33 euro, ma in realtà nel mio caso va moltiplicato per 4 posteggi settimanali. E ho 2 posti, perciò significa che aumentando 2 posti significa che è il doppio ancora. Questo aumento del suolo pubblico comporterà un aumento anche dei vostri prodotti? Sì, comporterà sì, però secondo me se alziamo i prezzi la gente non scende più. Insorge l'opposizione consiliare. E qui c'è da capire se questo adeguamento è regolare oppure no, perché al di là del fatto che io amministrazione mi sento obbligata, quando la legge dice che l'adeguamento è possibile, non obbligatorio, e qui c'è anche un altro errore in questa delibera, mi piacerebbe capire se l'amministrazione ha verificato ciò che dice la legge oppure ha sfruttato l'occasione per mettere un carico in più ai commercianti catanesi. Ogni modifica statutaria o di un eventuale importo deve passare dal Consiglio Comunale, non lo dico io, lo dice il TUEL, l'articolo 42, mi pare la lettera F, quindi l'amministrazione dovrà spiegarci perché ha fatto questa delibera di giunta senza proporlo prima nelle commissioni e poi votandolo e ratificandolo in Consiglio. Le nuove tariffe sono in vigore dal 1 gennaio 2026. Adesso una breve pausa, tra poco. Si chiama STEP ed è un bando pubblicato al Dipartimento regionale delle attività produttive per progetti su tecnologie innovative e transizione green. Ci sono 315 milioni a disposizione delle aziende. I termini per presentare le domande scadono il 13 febbraio. Ci dice di più Orazio Longo. Rafforzare la capacità tecnologica e la competitività del sistema produttivo regionale. Questo è l'intento di STEP, acronimo di Strategic Technologies for Europe Platform, nel nuovo avviso pubblico approvato dal Dipartimento delle attività produttive nell'ambito del programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo 21-27. Il bando, presentato nella sede di Confindustria a Catania, mette a disposizione diversi milioni di euro per progetti su tecnologie critiche e innovative, capaci di sostenere la transizione green e digitale e di ridurre le dipendenze strategiche dell'UE. L'Unione Europea, che ha assegnato 615 milioni di euro alla Sicilia, ha un grande obiettivo con il regolamento STEP, che è quello di ridurre il divario tecnologico rispetto agli Stati Uniti da un lato e alla Cina dall'altro lato. Il tema non è utilizzare tecnologie ma è fabbricarle, in maniera tale che non si affrontino dei costi, chiamiamolo, di progetto, se prima non si ha la certezza, consentitemi, della steppabilità del progetto. Le agevolazioni coprono dal 50 al 70% degli investimenti, possono partecipare imprese di qualsiasi dimensione, anche in aggregazione. Questo bando è incredibilmente interessante per le nostre aziende che riusciranno a essere maggiormente competitive, rinnovate e arrivando anche a quella sostenibilità che tutti quanti vogliamo raggiungere. I termini per la presentazione delle istanze preliminari sono aperti fino al 13 febbraio. Di servizi sull'Etna, dove gli spazzaneve lavorano a macchia di leopardo. Eva Spampinato. Passato il maltempo e le abbondanti nevicate che hanno trasformato il paesaggio sull'Etna, resta la neve e resta in mezzo alla strada, ma non in tutti i tratti. Il video registrato dall'auto che affronta i tornanti della Mareneve in direzione Piano Provenzana mostra chiaramente una viabilità a 2 velocità. La maggior parte del manto stradale è stato pulito dagli spazzaneve, che però hanno lasciato coperto da un duro strato di neve e ghiaccio un ampio tratto di strada, all'altezza di un noto chalet che si trova in mezzo ad un bosco. A segnalarlo con disappunto e perplessità sono i gestori del rifugio. Il servizio non fa il proprio dovere di arrivare fino allo chalet clan dei ragazzi. A 200 metri da noi si fermano e non si sa il perché. La responsabilità relativa al tratto in questione è della provincia, ovvero della città metropolitana. La questione è stata sollevata ieri durante il tavolo tecnico in prefettura dal sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta.
esprimendo il nostro disappunto per il ritardo nello spazzamento della neve. Ciò costituisce un danno sia al comparto economico, ma soprattutto può costituire un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone. Si parla tanto di turismo sull'Etna, si parla tanto di dare servizi e la neve necessita che ci siano tutti i servizi. Qualora la città metropolitana non riesca entro tempi brevi, interverrà il comune con dei propri mezzi. E se non dovessero ancora attivarsi gli spazzaneve provinciali, ci penseranno il sole e le temperature in risalita a pulire la strada davanti al clan dei ragazzi. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, brutta tegola per il Catania. L'infortunio a Matteo Di Gennaro si è rivelato più grave del previsto. Intanto stoppa è un nuovo giocatore della San Benedettese. Va in prestito secco. Francesco Triolo. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Matteo Di Gennaro ha confermato l'ipotesi peggiore. Il difensore si è fermato per un problema a un ginocchio dopo lo scontro con Fella in apertura della sfida con la Cavese. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento chirurgico, ma per lui la stagione in corso è sostanzialmente conclusa. Una tegola ulteriore sul Catania, che deve fare i conti con l'emergenza difesa già da un po', tanto che è stato ingaggiato dal Monopoli Mirko Miceli, il 34enne difensore per il quale si attende solo l'ufficialità dopo i passaggi formali delle visite mediche e della firma sul contratto. Sicuramente, comunque, è da escludere un suo impiego contro la sua ex squadra, il Monopoli, domenica sera al Veneziani, un po' per opportunità, un po' perché è preferibile dargli qualche allenamento in più per integrarsi con i nuovi compagni. Il ritorno dalla squalifica di Celli rende questo possibile con un ipotetico trio insieme ad Allegretti e Pieraccini, ma l'infortunio di Di Gennaro però costringerà il Catania a tornare sul mercato e trovare qualche altro difensore per puntellare il reparto arretrato, a meno di non bloccare Martic al momento in uscita. A proposito di uscite, è arrivata l'ufficialità invece della cessione di Matteo Stoppa alla San Benedettese. Il giocatore va nelle Marche in prestito secco. Ed è arrivata una nota del Palermo FC che comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Gian Giacomo Magnani dalla C Reggiana. Nella nota si legge: a Gian Giacomo il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero. Era l'ultima notizia per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito. A tutti una buona giornata, vi lascio con la rassegna stampa e con Marco Carli.